L'accogliente sala soci dell'Auditorio della Banca Pattavina di Piove di Sacco ha ospitato l'annuale Galà dello Sport Padovano, indetto dal CONI Padova, che di recente ha portato ai vertici della dirigenza il nuovo delegato Fiorenzo Zanella, subentrato al suo predecessore Flaviano Burrato alla guida del CONI Padova. Un appuntamento, quello del Galà dello Sport Padovano, nato con lo scopo di assegnare annualmente i riconoscimenti ad atleti, dirigenti e tecnici che si sono distinti nel corso della stagione agonistica 2018. Questa sera è una serata importante dove il CONI, attraverso le sue società, premia atleti e dirigenti i migliori dell'anno 2018. Una realtà importante, quella padovana, dove troviamo numeri veramente importanti, circa 3.000 società che si muovono nell'ambiente padovano, tanti volontari, tanti atleti, tanto da collocare Padova all'8° posto nella classifica nazionale dello sport. Questa è Padova e questo è lo sport padovano. Sto cercando di inserirmi in questo ambiente, mi sto calando in questi ambienti. Dopo gli Azzurri d'Italia e il Panaton Club mi è capitato anche il CONI Padova. Un grande onore, un grande impegno, spero di riuscire a portarlo avanti. Una piacevole serata vissuta in un clima di grande festa per lo sport padovano, alla presenza anche dell'assessore allo sport del comune di Padova Diego Bonavina, per premiare gli atleti che hanno conseguito risultati di prestigio a livello europeo, mondiale, ma anche per assegnare i prestigiosi Catamelata 2018, ovvero il massimo riconoscimento del CONI, verso coloro che nella carriera agonistica hanno dato lustro alla provincia di Padova. Un premio particolare è stato assegnato anche al presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. È un momento molto importante, abbiamo visto lo sport padovano fatto da atleti che hanno vinto moltissime medaglie a tutti i livelli, da dirigenti, da tecnici che portano avanti lo sport vero, e questo è molto importante, e da volontari. Io dico sempre che lo sport italiano si basa su un esercito di volontari che lo fanno per passione, che lo fanno per i nostri giovani e le nostre ragazze giovani e ragazze che vengono via dalla strada, che si divertono, che facciano squadra, che facciano lo sport, e questo è molto importante. Quindi sono le occasioni in cui si vedono premiati dei dirigenti che hanno dato tanto della loro vita per lo sport. Ma c'è stato anche un momento di commozione, Presidente. Mi sono anche commosso perché io, che sono abituato a premiare, qualche volta essere premiato si sente che si è costruito qualcosa di importante. Io credo che con tutto, in questi anni che mi sono dedicato allo sport, con i molti amici dello sport che mi sono stati vicini, abbiamo costruito veramente un sport veneto che si sta dimostrando all'altezza. Siamo secondi a livello nazionale e credo che questo sia merito proprio di questa grande squadra. Lo facciamo per passione? Sì. Lo facciamo per il divertimento? Sì. Ma l'obiettivo è quello di portare la cultura sportiva nei ragazzi, di portarli via da molte deviazioni che ci sono attualmente, e questo lo facciamo se rimaniamo una grande squadra. Una serata all'insegna delle grandi figure dello sport padovano, impegnato sul versante del civile e del sociale sotto il simbolo dello sport, come Katia Vedelago dei Cavalieri dell'Ordine di Malta e di tanti altri atleti come Giancarlo Sanavio, Libero Guerra e Vanessa Diogopac, per citare alcuni dei tantissimi atleti premiati a Galà dello Sport Padovano indetto dal CONI Padova.